Domenica 3 marzo in tutta Italia si vota per eleggere il nuovo segretario nazionale del Partito Democratico. Dalle 8 alle 20 nel veneziano saranno 27 i seggi. La sfida è tra Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti, più votati dagli iscritti al PD nel corso delle consultazioni a livello di circoli sul territorio, svoltesi tra il 7 e il 23 gennaio. È un'occasione di rilancio del Partito Democratico, di provare a cambiare rotta dopo la sconfitta di un anno fa, giusto un anno fa, dopo questo governo che dimostra la sua incapacità e dopo i risultati elettorali. Il Partito Democratico si rimette in pista, ricomincia proprio dalle primarie. Con la seconda fase delle primarie non si eleggerà direttamente il segretario, ma i delegati, che entro 10 giorni si riuniranno all'Assemblea nazionale. Nominati in maniera proporzionale dalle liste dei vari candidati in base ai voti presi, saranno poi i delegati a eleggere durante l'Assemblea il nuovo segretario. Sicuramente si potrà aprire una nuova fase anche di nuove alleanze, di provare anche a intercettare quel voto, per esempio del mondo dei 5 Stelle, che l'ultima elezione ha deciso di non votare il Partito Democratico, ma che probabilmente con una nuova idea di partito si può riavvicinare.